Eder, Mech, Pallister. Quella in via Damiano Chiesa è sicuramente Liliana? Per essere Lili è troppo grande, se non di figura ma di piede, addirittura. Mi hanno fatto prendere le misure dell'altezza di questo muretto, per esempio, del totale di questo quadro. Cioè sono tutte misure che sono state comparate con la grandezza di quella donna. Misurando in pixel le scarpe di quella figura risultano non di 37 ma 39. La figura che era qua in teoria potrebbe essere stata mandata, cioè far vedere che Lili è passata di qua, mentre invece in teoria potrebbe non essere mai uscita da casa sua. La certezza matematica non c'è, eccolo, cioè, siccome sono sorti dei dubbi e io li ho in qualche maniera abbracciati e ho fatto quelle verifiche. Dopodiché non sta a me giudicare, è chiaro, io posso avere dei miei dubbi, me li tengo e amen. Però quella figura ha anche i capelli neri, per esempio, e Lili non aveva i capelli neri mori. In più quella figura ha i calzoni grigio chiaro e Lili è stata trovata con i calzoni neri. C'è qualcosa di discrepante in tutto questo, tutto là. Claudio, ci potresti fornire delle prove che Liliana faceva le corna a Sebastiano? Non solo avete raccontato a tutto il paese, lo avete scritto sui giornali, lo puoi dimostrare in qualche modo? Non c'è neanche nessun elemento che dimostra che io non dica la verità. La verità era nostra, di noi due, è chiaro. L'unica prova che ho io sono le lenzuola che lei ha portato a novembre, ci dormo tuttora, per capirci. Lei considerava il primo acquisto fatto da lei per la sua nuova casa. Mi sembra che le aveva comprate alla Coop. Adesso io non li ho anche perché non ci servivano obiettivamente. Tutti gli elementi sarebbero venuti fuori dopo il 20 dicembre, quando noi si tornava dal nostro primo weekend assieme. Dovevamo partire il 17 o il 18, lei aveva detto che entro il 16 avvertiva Sebastiano, non è escluso che qualcosa gliel'abbia già detto, sono abbastanza convinto di sì. Su questa storia grava anche il mistero della fede. Io non ho mai smesso la mia e lei non ha mai smesso la sua, perché la fede è un ricordo, è chiaro che non si può cancellare, almeno per me è così. Lei la sua ce l'aveva addosso sempre. Non ho idea se io non avevo motivo per levarmi la mia, lei non so se poteva averne per levarsi eventualmente la sua. Lei comunque da tempo, da anni anzi, mi diceva che il suo matrimonio non era più un matrimonio d'amore, per capirci. Motivo per il quale la fede la teneva a fare i suoi, insomma, non è la fede che denota, uno può portare la fede e non essere fedele e viceversa. Per capirsi. Aveva in programma un viaggio con Veronica a Londra. C'era mai stato un segno che potesse fare da preludio al suicidio? No, perché non era nel suo carattere, perché Liliana ha passato delle problematiche familiari, forse più pesanti di quello che stava per fare adesso, cioè lasciare Sebastiano. E non l'ha fatto quella volta, non vedo perché dovrebbe farlo adesso, a 63 anni, con la pensione e con ancora un bel po' di strada di vita da fare. E trova il suo amore di gioventù, alla pensione. Lui gli offre, vieni a casa mia per un periodo, poi ti trovi la tua casetta. Che motivo aveva? Noi abbiamo sempre detto, se è suicidio, dimostratelo. Se non è suicidio, dovete andare avanti, cosa c'è? Se non è suicidio, occultamento di cadavere, omicidio, noi pensiamo che queste iniziative dovevano essere prese nel momento del ritrovamento. Quando hanno portato via il corpo doveva essere qualcuno che guardava il terreno, che guardava le foglie, che si guardava intorno. Non ci torna il fatto che Sebastiano non ha fatto niente per cercarla, non ha voluto che neanche noi facessimo niente per cercarla. Quando noi gli dicevamo hai tante foto, perché non vai in giro per i negozi del Rione o per i bar dove tu sapevi che andava? Ma lui racconta bugie anche agli inquirenti. Io mi chiedo, perché non abbiamo le telecamere di quando rientra a casa Sebastiano? Abbiamo solo la macchina di Claudio, che passa per via Verrocchio. Perché non abbiamo un Sebastiano in bici?
solo quello che mostra lui, in tutta Trieste. Lui ha fatto il giro del mondo, di Trieste, del Carso, di qua e di là. L'unica dato certo è la sua GoPro, cioè dato certo lo dice lui. Quando è venuto fuori il nome, Sebastiano era qui da me e gli ho chiesto: ma senti, ma questo signore che sta parlando, che è l'amico speciale, che gli andava a stirare le camicie, ma tu lo conosci questa persona? Sì, lo conosco, l'ho anche fotografato con Liliana. È un atleta che lei correva, che lei faceva. Quindi non è che non lo conoscevano. Se uno non è stupido, intanto si capiva che lei sapeva di essere, cioè di avere i cellulari sorvegliati, perché non aveva senso se no che si scrivessero in codice, no? Perché Sebastiano aveva così bisogno di Liliana? Campava con Liliana. È perché se l'è presa Liliana. Adesso pace l'anima sua, ma non era certo una VIP, no? Cioè, diciamoci la verità, se non sei innamorato, perché cos'altro ti prendi una donna? Per interessi, è ovvio. Lei aveva un lavoro, aveva una casa. Questa storia con Claudio durava da sempre? Io credo di sì, perché è evidente. C'è una persona che conosceva questa situazione tra Liliana e Claudio e che io invito ad andare in quest'ora a raccontare. Giustizia sempre per Liliana, sempre. Faremo vedere le foto del pestaggio? Forse così la gente si convincerà che non è andata a suicidarsi? Ricordo che una mattina alle 7 Silvia mi chiamò arrabbiatissima dicendo: pubblica le foto del volto tu mi hai fatto di Liliana, così finalmente la gente capirà di cosa stiamo parlando. Io però, vista la natura delle foto, le dissi: è meglio che ne parli ancora con Sergio prima di prendere tale decisione. Claudio, hai visto che bell'alibi a Sebastiano? Tu non ce l'hai uno così bello. E lui ha talmente tanti buchi nel suo alibi perfetto che ha sciorinato dal 2 giorni dopo, dal 16 dicembre, lui diceva: io per quel giorno ho un alibi perfetto. E come mai? Cosa ti serve l'alibi perfetto? Sebastiano da un po' di tempo non ti si vede più, forse sei chiuso nel magazzino. Fatto sta che quel telefono lì dentro ti ha sempre dato problemi. Perché tante volte qualcuno mi diceva: ti ho chiamato però non eri raggiungibile. L'alibi di ferro, l'alibi perfetto di Sebastiano crolla. Lui ha dichiarato in polizia che alle ore 9 era a consegnare coltelli in Galleria Rossoni e invece è andato a farlo la sera prima, cioè il lunedì sera alle ore 18, e alle 9 lui era invece viceversa in via Carducci, angolo via Battisti. Sì, e in via Cesare Battisti c'era la Wind. Questo è scritto sul suo percorso. Lui era all'angolo cioè il suo telefono, la cella che lo ha ripreso, non sono io che lo dico, mi hanno detto, e non ho motivo per non credere, chi ha fatto delle indagini accurate. La ragazza che lavora in quella pescheria dirà di aver trovato i coltelli al suo arrivo e lei è arrivata presto. Inoltre uno dei direttori aveva detto di aver visto il giorno prima Sebastiano proprio lì, ha poi però rinnegato questa affermazione. La GoPro è sicuramente manipolabile ed è sicuramente stata manipolata, la sua GoPro. Non è escluso che lui tutte le cose che ha detto che ha fatto il giorno 14 le possa avere fatte almeno in parte il 15. Ci sarebbe una testimone al corrente di quella che fu ai tempi la tua relazione con Liliana. Hai idea di chi possa essere? No, io sicuramente no, neanche a questo punto più di tanto mi interessa veramente, perché la nostra storia era nostra, è inutile divulgarla, ecco perché siamo stati zitti, non lo sapeva praticamente nessuno. Io l'ho detto alle mie figlie il giorno dopo, perché praticamente il giorno 15, sapete quella storia là, ecco, per capirci. Cioè, se due hanno un segreto non possono divulgarlo a un certo punto. Quello era ed è stato fino all'ultimo giorno il nostro segreto, per modo di dire, ma anche perché allora, se io avevo le chiavi di una soffitta e di una cantina, una non centinaia, che erano tenute perfettamente, a cosa mi servivano? Andare a fare vedere la raccolta di francobolli, per capirci? Cioè, non ci vuole tanta immaginazione per capire per cosa potevano servire quelle chiavi, o no? Costruite tutto l'anno 21. Ma alla tua età ovviamente sei invidiabile. Non solo, ma se uno a 85 anni racconta queste storie che non sono vere, è un idiota perfetto, io sono il primo a dirlo. Se io lo faccio, ci metto la faccia,
La faccia mia vale molto di più di quello che uno può sembrare. Posso mettere a repentaglio in questa maniera il mio passato raccontando fandonie. Secondo qualche giornalista quel cappello è ridicolo. Non ti vergogni a presentarti così in TV? Ma non so, io questo l'ho messo esclusivamente perché me l'ha chiesto Ilaria, che è qui attaccata. Martedì, cioè sabato e domenica 4-5 maggio ad Ascoli Piceno c'è il nostro raduno nazionale. Io di ricordi parlo, ormai purtroppo solo questo posso fare. E l'unica volta che io ho fatto una foto assieme a Lilli avevo questo cappello in testa, motivo per il quale adesso ce l'ho anche per questo motivo. L'unica cosa che mi ha detto veramente quella mattina, le ultimissime sue parole dopo che parlemmo, questo voleva dire che lei aveva intenzione di venire a casa mia come tutti i martedì e io non potrò mai credere che Liliana sia uscita di casa senza i suoi telefoni, o almeno uno dei due. L'altro aveva 2 telefoni lei, dell'altro è uscito appena, io l'ho saputo oggi, non ha fatto cenno di vita, l'altro telefono di Liliana, dalle 8:30 del giorno 12. Il giorno 12 ha finito di lavorare il secondo telefono di Lilli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.